Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie un po' strane, diciamo. Stavolta parliamo della stella, se vi ricordate, Betelgeuse. In effetti questa è una stella molto grande che però, diciamo, sta andando verso la fine, in effetti, quindi diciamo a 8 milioni di anni ed è destinata, ragazzi, diciamo a morire, o forse già è morta e non lo sappiamo, ma comunque diciamo sta nella costellazione di Orione, è una supergigante rossa variabile e si ritiene che abbia un raggio più o meno 1400 volte più del nostro Sole e si trova più o meno a 600 anni luce da noi, quindi in effetti nonostante sia giovane, 8 milioni di anni, diciamo che sta alla sua fine, quindi forse già è morta, però da noi ancora non è arrivata, diciamo, la sua luminosità, anche in effetti perché dicendo quando muore diventa una supernova e anche se ci sta una distanza molto esagerata, diciamo, la Terra verrà illuminata per molto tempo, ragazzi. Quindi per 2 settimane è come se ci fossero due soli nel cielo. Quindi per 2 settimane avremo nel cielo un secondo sole. In effetti sarebbe la luminosità di questa esplosione di questa stella. Quindi è come se dopo nel cielo noi vedemmo due soli. In effetti uno è sole e l'altro è la luce che ci arriva, quindi non sappiamo ancora se purtroppo è esplosa oppure no, perché comunque impiega un sacco di tempo per arrivare. Ciao Jasmine. Quindi in effetti già si è verificato nell'anno 1054 una cosa così, è successo che una supernova che stava diciamo, nella parte diciamo, del granchio, alla sua esplosione fu visibile per 653 notti. Quindi pensate un poco, per 653 sere il cielo era come giorno, quindi questo nel 1054, quindi una stella come Betelgeuse che morì e illuminò per un anno intero 653, no, che sto dicendo? 356 per 2 anni, 653 notti per 2 anni illuminò quasi le notti. E si crede che i nativi americani, cioè quelli che sono ora negli Stati Uniti, siano stati completati grazie proprio a questo evento, in effetti. Ah, sentite qua, la cosa più sorprendente è che addirittura si pensa che la luce che è stata visibile sulla Terra 1000 anni fa, ma l'esplosione era avvenuta 8 millenni prima, quindi pensate un poco, quindi noi l'abbiamo visto 1000 anni fa, però la stella sarebbe morta 8 milioni prima. Quindi in effetti allora se questa stella già è morta a noi, come si chiama, Betelgeuse, quindi significa che non è detto che la luce già arrivi a noi. In effetti se poi dipende sempre dalla distanza, 600 anni luce, poi chissà alla velocità della luce, quindi non si sa in quanto tempo arriverebbe qua la sua luminosità, diciamo. Quindi in effetti in 653 giorni che era giorno, secondo me sono usciti pazzi i nativi americani alla fine. Quindi le agenzie spaziali ancora non hanno chiarito nulla, come sempre, quindi si può pensare che questo evento è già successo come non è successo, però non dicono nulla sul fatto di questa Betelgeuse, quindi in effetti un ragazzo poi scrive in un commento un anno luce, secondo non è l'ignoranza galattica, no? Quindi in effetti 600 anni luce. Ciao Sergio. Quindi in effetti per arrivare qua impiegherebbe la velocità della luce 600 anni.
Quindi in effetti non credo che allora la vedremo, in effetti, perché se ultimamente era viva, non credo che la potremmo mai vedere questa famosa luce, calcolando che 600 anni, 600 anni luce, la luce viaggia alla velocità della luce, quindi impiegherebbe 600 anni. E allora non ci saremo sicuramente, Betelgeuse. Eh sì, perché tu devi calcolare che un anno luce diciamo ogni anno luce ci risponde a un anno, quindi in effetti la sua radiazione, la sua luminosità impiegherebbe per arrivare qua, viaggiando alla velocità della luce, 600 anni. Poi non credo che questa viaggia più della luce, non lo so, ma non voglio pensare. Quindi credo che se viaggia alla velocità della luce impiegherebbe 600 anni per arrivare nei nostri cieli, cioè nella Via Lattea qui. Quindi se viaggia più della velocità della luce, allora potremmo anche sperare, diciamo, di poterla vedere. Perché qua dice può darsi pure che sta per morire o forse già è morto, a me non lo sappiamo. Perché in effetti quella che noi vediamo col telescopio è quello. Che storia, Sergio? Più o meno. In effetti, se tu guardi una stella che sta a 40 anni luce, no? Tu non stai guardando la stella in questo momento. Tu stai guardando la stella 40 anni prima. Capisci? In effetti è così, in effetti io se vedo una stella, no? Che dista 600 anni luce, io la vedo col telescopio, faccio un'ipotesi. Quella cosa che io ho visto era di 600 anni fa, non è quella lì attuale. Quindi in effetti è così, ragazzi. Quindi capisci, Jasmine, noi in effetti noi quello che guardiamo, se sta a 100 anni luce, significa che quella stella che stiamo osservando, che dista 100 anni luce da noi, quell'immagine che noi vediamo era di 100 anni fa, non è quella di oggi. Quindi diciamo che quindi è capace pure che questa è morta, sta Betelgeuse, e la vedremo, però qua si parla da, in effetti non dice proprio 600, da parla da 450 a 600 anni luce di distanza più o meno. Quindi dovrebbe essere morta già da molto per vederla, quindi non credo sia a casa nostra comunque. Anche perché volendo pure guardandola col telescopio tu vedi l'immagine di tanti anni fa, quindi non puoi sapere se è morta o se è viva, perché qualsiasi telescopio, pure Hubble, vede l'immagine di tanto tempo fa, non quella attuale in effetti, perché il tempo che la luce arriva, quindi vedrà Betelgeuse di 300-400 anni fa, quindi rimane un mistero al finale, non potremo secondo me sapere se è morta oppure no sta stella al finale, anche se avevano detto che stava proprio per finire, o forse addirittura è una parola, Jasmine, con la tecnologia che siamo adesso, quindi siamo buoni inguaiati nel vero senso della parola napoletana. Dove ci balchiamo noi con questa tecnologia? Dove possiamo andare? Non siamo capaci. Allora, guarda sta cosa, no? Noi no, siamo andati sulla Luna, diciamo, presumibilmente, come dicono loro, e poi non ci siamo più tornati. Mo dico io, no? Siamo andati nella Luna tanti anni fa. L'America andò sulla Luna, cosa che io non credo assolutamente. Poi da allora non si è andato più sulla Luna. Ma nemmeno io credo che questi sono andati sulla Luna. In effetti, poi in un'intervista su YouTube hanno intervistato un astronauta e questa qua durante una conferenza, addirittura una conferenza, non era, sa, un'intervista di quelle che fai così a volo e buonanotte. Disse no, poi dobbiamo vedere per andare su Marte perché
siccome ci stanno le radiazioni forti, non possiamo attraversare l'atmosfera perché ci sono le famose fasce di Van Allen e quindi sono mortali, diciamo, per l'uomo. Cioè, voglio dire io, tu dopo 30 anni mi viene a dire che le fasce di Van Allen sono pericolosi o mortali per l'uomo. Ma scusa, ma allora 30 anni prima come sei andata lì? Cioè, questa era una della NASA, non è che l'ho detto io, questa disse proprio chiaro chiaro che per andare su Marte ci stava il rischio di andata e di ritorno per le radiazioni sia cosmiche per arrivare su Marte e poi per attraversare le fasce di Van Allen. Pensa un po' che questo che cosa ha sparato fuori. Cioè, voglio dire io, ma 30 anni fa ci siamo passati, ma non ci passiamo. Cioè, viene a dire che devono testare la tecnologia per vedere se resistono alle fasce di Van Allen. In effetti, se diciamo, la strumentazione di bordo riesce a mantenere questa forte radiazione. Ma dico io, se questa mette a fuoco una nave, voglio dire, a livello... è un uomo che fa? Lo frigge. Allora ecco che si pensa a complotto il fatto che l'uomo non sia mai stato sulla Luna. Cioè hanno mandato forse le sonde, questo sì, ma no che un uomo sia stato lì sulla Luna, in effetti. Questa è la cosa, si pensa che sia stato tutto registrato nel deserto e abbiano fatto tipo una scena da film, un set cinematografico di questo finto allunaggio sulla Luna e buonanotte. Quindi credo che questa sia quella più attendibile, anche perché se ci siamo andati, ma perché non ci siamo andati più? Quindi è un po' ridicolo, cioè noi siamo andati tanti anni fa, poi adesso ultimamente ho letto sulla NASA che forse tra 2 anni faranno un altro viaggio sulla Luna. Cioè voglio dire io, vi fate un problema così grande per andare sulla Luna quando poi siamo andati con tecnologia zero rispetto a 30 anni fa. Comunque io credo che in 30 anni credo che un po' di miglioria c'è stata. Quindi tu mi vieni a dire altri 2 anni dobbiamo studiare bene le fasce di Van Allen per mandare gli uomini sulla Luna perché sono radiazioni che altamente pericolose se non mortali e quindi dobbiamo prima testare le attrezzature di bordo. Cioè, ma che devo uscire pazza veramente qua? C'è una della NASA che dice queste testuali parole. È pazzesco quasi, eh. Cioè, allora scusami, quando l'America è andata... lo so, Jasmine, lo so, però voglio dire, questi si danno la zappa con i piedi loro, dai, questa l'ha sparata proprio grossa. Cioè, tu sei stata sulla Luna 30 anni fa, poi vieni a dire le fasce di Van Allen sono altamente mortali per l'essere umano, per gli animali, poi dobbiamo testare le attrezzature di bordo, poi su Marte è troppo lungo il viaggio, non ci arriveremo mai perché ci vogliono 2 anni d'andata e 2 anni di ritorno. Quindi calcola che ci sono 4 anni di radiazioni e l'uomo non resisterebbe a queste radiazioni. Poi si deve passare 2 volte le fasce di Van Allen, quindi all'andata e al ritorno. Quindi pensa quante trottole, frottole ci hanno detto questi qua, una cosa esagerata. Guarda, io sinceramente credo che nessun uomo è mai uscito dalla Terra se non qualche astronave da sola, solo con diciamo attrezzatura di bordo, quindi non credo che dentro ci sia mai stato qualche uomo. Qualche volta hanno fatto qualche sacrificio animale a livello di sperimentazioni, questo qua sì, che mettevano, se ti ricordi, le scimmie come cavie e le mandavano per vedere se riuscivano a vivere nello spazio e poi puntualmente le scimmie morivano, quindi hanno mandato il cane sulla luna e tante che diciamo quindi in effetti hanno fatto proprio schifo, quindi credo che non siano mai andati nello spazio o almeno credo io sia così, perché sennò quale sarebbe stato il problema di fare subito una partenza e andare subito sulla Luna? Qual era il problema?
cioè i razzi ci sono, le attrezzature ci sono, cioè i soldi la NASA li tiene, quindi non è un problema di questo, quindi che ci voleva organizzare un viaggio e partire dopo un mese sulla Luna. Qua si devono preparare 2 anni prima. Poi il viaggio di Marte che era programmato da 2 anni è saltato fuori, cioè non lo faranno più perché non si può andare perché è altamente pericoloso. Quindi hanno ritrattato di andare su Marte. Ti ricordi, volevano colonizzare Marte, volevano bombardare Marte, che volevano fare l'atmosfera, volevano fare, ma tutte cavolate. Poi al finale hanno detto no, non possiamo andare perché ci sarebbero 2 anni di andata e 2 anni di ritorno, le radiazioni ucciderebbero l'uomo solo all'andata. Poi ci sono le fasce di Van Allen da superare, quindi statisticamente per adesso non si può fare, cioè, ma uno deve uscire pazzo o che? Cioè qua si parla che siamo stati sulla Luna, quindi le fasce di Van Allen le abbiamo passate ad andare e a ritornare, quindi già le abbiamo passate. Mo dopo 40 anni mi viene a dire che non si possono passare. Allora io ti dico, mi viene spontaneo, ma tu allora a chi hai mandato tanti 40 anni fa là? In quale set cinematografico sei stato a fare il video? Cioè è pazzesco, ah. Cioè proprio non lo so. Poi ci meravigliamo, ma di cosa ci meravigliamo? Questi ci fanno proprio fessi e contenti. Ma guarda, secondo me non è che non si può uscire dalla Terra. In effetti, quelle fasce di Van Allen che stanno intorno alla Terra che ci circondano sono altamente radioattive. Io l'ho viste che cosa sono andato a vedere che cos'erano. Sono altamente radioattive. Quindi è come se tu stessi, diciamo, quando hanno sparato la bomba su Hiroshima e tu ti stavi là sotto a prenderti tutte le radiazioni, sarebbe la stessa cosa. Quindi immagina che cosa riceverebbe il corpo dell'uomo passando queste fasce di Van Allen. Quindi fai conto che devi ritornare pure sulla Terra e vedi, secondo me è come se ti facessi 10.000 tac in una sola volta, quindi sarebbe quasi mortale, cancerogeno per l'uomo, quindi perciò dicono per il momento ancora non possiamo andare. Se ne parla tra 2 anni di andare un'altra missione sulla Luna. No, non l'ho letta ancora, la verità, non sono andato a vedere i commenti. Non lo so. In effetti quella era una storia che ho trovato in russo, in effetti, non è che me la sono inventata, l'ho solo tradotta dal russo, diciamo, ciao frase, buonasera. Quindi ho fatto solamente una traduzione, diciamo, di queste famose streghe, questa strega che stava lì. No, in effetti questa era una, diciamo, una tradizione russa di queste due streghe che in effetti non erano russe poi, una stava nel Mississippi e l'altra mi pare stava nella Louisiana in effetti, quindi due posti diciamo lontani dalla Russia, però non capisco, come ho detto io nel video, non posso dire se è vero o falso, è una storia comunque fatta nel 1800 e l'altra nel 1900, quindi si parla di secoli e secoli fa. Sì, io in effetti la prima strega dice che l'avevano affogata, poi l'avevano fatto delle catene benedette e tutto, e questa qui prima di morire, perché stava affogando in una palude, perché l'avevano data la corsa perché scomparivano delle persone, aveva detto io tornerò fra 20 anni e vi brucerò tutta la città di nuovo. Però alla loro morte poi la gente non ha pensato più a questa, dice ma questa è morta, hanno fatto preghiere, benedetto questa lapide, diciamo, hanno messo delle catene per chiudere questa strega, catene benedette, croci, quindi diciamo ci hanno fatto una specie di protezione, diciamo così. Caspita, dopo 20 anni sono andato a controllare, quella città in effetti ha preso fuoco.
Quindi è scoppiato un incendio in una casa qualsiasi, che poi è passata da casa in casa. Quindi una cosa strana, ma le parole di questa strega, questa presunta strega, non è che io affermo che la sia, però dopo 20 anni non è tornata la strega, però la città è andata in fiamme, quindi la cosa che ha detto in effetti si è mantenuta. Invece l'altra lì, quell'altra del 1800, era che chiunque va vicino a questa tomba, questa cripta, diciamo, fa un segno della X, gira 3 volte, sputa sulla tomba e rimane un oggetto, quindi devi dare un'offerta, esprime un desiderio se avvererà. E in effetti si dice che questa signora strega, anzi, abbia salvato un sacco di vittime proprio dalle esecuzioni dell'epoca, quindi dicono che era una strega. Sì, è una specie di sputata, ci devi sputare, poi dopo aver fatto 3 giri intorno a questa qua, fare una tua offerta, rimanere a terra, esprimere un desiderio ed andare via. Se non rimane in offerta ti succede qualche cosa, quindi questa qui già la vedo più tipo una fiaba russa, va. Invece la prima sono andato a controllare, in effetti la città è stata bruciata nel 1904 esattamente, Yazoo come si chiamava, nel Mississippi, quindi in effetti la storia può sembrare più reale, capisci? Non dico che è vera, però perlomeno quello che si racconta in quella storia, poi in effetti io vado a controllare, della strega ci sta la tomba, sì, perché l'ho vista, la strega questa con la catena intorno, l'ho visto la foto, solo che non la posso mettere per motivi di copyright. Poi sono andato a vedere nel 1904 e c'è stato un incendio in questa città. Quindi collegando queste cose, in effetti viene fuori che forse un po' di verità ci sta. Ma può darsi pure che sia una coincidenza, io non dico che è vero, però rispetto alla seconda favola, diciamo come ho raccontato, questa è più credibile. Però non posso dire è vero, comunque è una storia, quindi poi non sappiamo mai se è vero, quelle le cose che ci sono oggi, eppure non sappiamo se sono vere o no. Facciamo caso pure sulla Luna, tutti quanti sappiamo che l'uomo è stato sulla Luna, ma forse. Quindi anche le cose vere, guarda, a volte hanno i dubbi. Quindi tutti siamo convinti che siamo stati sulla Luna, però alla fine le prove, ragazzi, non è che ce ne stanno tante. Eh sì, ma come ho detto io, tante volte l'inquisizione delle streghe è stata causata anche da queste donne che facevano unguenti miracolosi con le erbe, che si tramandavano da madre in figlia e la Chiesa condannava e diceva che erano streghe. Anche questa è stata la famosa inquisizione che ha fatto la Chiesa ai danni di queste povere donne. In effetti all'epoca non ci stava l'antibiotico, non ci stava tutto il medicinale di oggi e quindi si curavano con le erbe. E semplicemente la Chiesa condannava queste pratiche e quindi diceva stregonerie e quindi venivano messe a rogo. Quindi al finale è stata un'inquisizione fatta proprio di proposito. Quindi la Chiesa qualsiasi cosa non riusciva a spiegare era strega. Ma questo lo sapete tutti, non è che devo dirlo io. L'inquisizione delle streghe e le crociate sono stati gli atti criminosi più micidiali della Chiesa. Sì, sì, in effetti a volte noi giudichiamo, guarda, i musulmani che semmai questi si esplodono in nome di Allah, ma noi non abbiamo fatto meglio di loro, in effetti. Anche noi, la Chiesa ha dei peccati proprio esagerati, in effetti pure le crociate, chiunque non credeva, non era cattolico, veniva ucciso. Quindi al finale c'è stato un casino su questo, quindi loro hanno condannato tutti e tutti, se non erano cattolici, ciao, arrivederci. Poi a parte questo la Chiesa ha fatto questa crociata sugli uomini che non credevano in Dio anche per sequestrare i loro beni. In effetti, ciao LOL.
chi non credeva in Dio, non era cattolico, non solo veniva ucciso, ma venivano sequestrati tutti i suoi beni e venivano di proprietà della Chiesa. Quindi la Chiesa l'ha fatta anche per un motivo, come si dire, per prendere terreni, case. In effetti perciò c'ha il 50% di tutte le costruzioni e il 60% di tutto l'oro, perché ha sequestrato tutto quando ci sono state le crociate. Pure quando ci sono state, diciamo, l'inquisizione delle streghe, ha sequestrato tutte le abitazioni delle streghe, tutte, diciamo, le terre che avevano queste donne, quindi ha sequestrato tutto, sia nelle crociate che nell'inquisizione. E qua si parla di 14 milioni di morti tra Inquisizione, 9 milioni e 5 milioni le crociate, quindi 14 milioni di vittime, ha sequestrato tutto, oro, terre, case e tutto quello che avevano in possesso queste persone. Quindi calcolate, fate dei candelabri, la chiesa. Vabbè, quello sta nel Vaticano. Io quello ho detto, io guardavo, no, io guardavo come si chiama, il giullare, quello che fa, guarda la guardia svizzera lì, quello guardava, ho detto, mo sta con sta cosa, mi scappa proprio. Io stavo lì che guardavo questo qua che ti guardava fisso fisso, la guardia svizzera, e io guardavo il candelabro. Poi quando ho detto a quello, ho detto alla guida, ho detto ma sto coso che cos'è giallo? Io vedo giallo, ho detto no, ma come? Quello è oro 24 carati. Il primo pensiero che mi è passato in testa, ho detto ma lo stacco e me lo metto nella borsa. Ho detto un coso di questo pesa 6-7 kg, ci siamo salvati. Pensa un po'. Ma là è pieno di telecamere, guardie svizzere ovunque. Ma nulla, stiamo parlando adesso del Vaticano, in effetti. Siamo passati da un argomento all'altro alla fine. Quindi diciamo che la Chiesa ha il potere più grande. No, ma io guardavo sto candelabro, no? E pensavo, ma lo stacco proprio e me lo metto. Avevo tipo uno zaino alle spalle. Ho visto questo coso, ma era massiccio perché l'ho toccato poi. Però la guardia svizzera mi guardava appresso poi. L'ho toccato, ma pesava proprio, pesava. Ho detto questo pesa 6-7 kg. Calcolando che ero massiccio. Sì, sì, era massiccio, cioè, almeno non era vuoto dentro. Io pensavo che era vuoto, invece no, era pieno, era massiccio. Ho detto calcolando che l'oro, adesso poi calcola che l'oro va a 38-39 euro al grammo. Calcola 7-8 kg, ci siamo salvati. Mamma mia. Pensa un po', calcolando adesso che più o meno sui 40 euro al grammo, 100 grammi 400, un chilo, sono 40.000 euro più o meno. Quindi diciamo 8 kg, 300.000 euro per un candelabro sarebbero stati bene. 300.000 euro su un solo pezzo, oh. Se staccavi 2 o 3 pezzi vivevi di rendita per tutta la generazione. E qua si parlava di un pezzettino, non è che stiamo parlando di una cosa gigantesca, un candelabro, ragazzi, non è che parliamo di una cosa gigantesca. Ma io quando l'ho provato a toccare ho detto e quanto pesa sta cosa? Di solito io a casa ho i pesi, no? Quindi so quando pesa una cosa. In effetti io la sera in effetti faccio i pesi, quindi ho 10 kg a braccio, da qua 10 kg dall'altra parte, però a volte faccio 20 di qua e 20 di là, quindi metto mano a mano, metto i pesi vicino, ci sta la molla di sicurezza, quindi stacco e tutto, quindi quando alzo i 10 kg, quello lì era più pesante secondo me, perché io 10 kg quando faccio i pesi con le braccia,
subito faccio a volo, invece lì proprio sentivo proprio che in effetti erano più pesanti, perché 10 kg io ce l'ho proprio dietro e qua, in effetti ragazzi, eccolo qua, sentite il rumore? E qui sono 10 kg e li alzo facilmente col braccio solo senza problemi, quindi significa che lì era molto più pesante, quindi secondo me 7-8 kg erano sicuri, perché 10 kg qua li alzo facilmente. Lì quando l'ho mosso mi è sembrato pesante, quindi non dico che erano oltre 10 kg, però 7-8 kg ci pesavano, perché i pesi di 10 kg qua li alzo tranquillo, pure 20. Quindi lì quando ho provato ad alzarlo da terra ho detto salute. Quelli erano quei candelabri che stanno appoggiati per terra e che hanno varie le 3 lampadine in effetti. Ma ho detto la faccia mia, ho detto questo qua e secondo me mi salvavo con quelle cose io. Altro che le 3 candele là. Toglievo le candele, le rimanevo però ragazzi, non vi preoccupate, non me le portavo. Quelle se la potevano tenere. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Tanto è ancora presto, sono le 9, farò sicuramente un altro video. Ci sentiamo dopo, vediamo che notizie trovare. Vabbè, a dopo ragazzi, buona serata a tutti.